Amici dell'RCM, buonasera a tutti, eccoci a un nuovo appuntamento con l'arte e con la musica e questa sera ho degli ospiti che conoscete già perché non sono nuovi del canale RCM. Era il 29 giugno del 2022 e facemmo una puntata con i Mostrosonic. Eccoli qua, buonasera. Buonasera. Ciao Felice, ciao Giampaolo, ciao Lino e ciao Paolo. Ciao. Ecco, è bello vedervi qua nuovamente in questo canale YouTube. Ecco, io sono veramente felice perché voi state progredendo con la musica, siete oltre che colleghi di lavoro, avete la passione in comune della musica e state progredendo, avete inciso un nuovo disco e quindi vi ho voluto invitare per parlarmi di questo nuovo disco. Ecco, Felice, vuoi parlarmene tu, vuoi parlarmene Pasquale? Intanto te lo consegniamo perché facciamo questo presente, dato Grazie. che c'è la tua possibilità di Eccolo suonare qua. in anteprima anche questi pezzi. Eccolo qua e poi adesso lo vediamo anche in grande nel servizio. Eccolo qua. Ecco, questo è il bellissimo CD A Gift for You. Mostrosonic, beh, veramente, poi è bello, voi fate confezionate delle copertine impressionanti, troppo bello veramente. Ecco, io adesso lo voglio scartare perché lo voglio vedere. Ci siete voi in fotografia, Esatto. con Le CD, foto segnaletiche, proprio, sì. è un vero e proprio CD, bello. Ecco, parlatemi di questo progetto. Dove l'avete inciso? Parlo chi io. vuole, Facciamo chi parlare vuole. del cantante che è È quello. il Certo. secondo progetto in È il realtà, secondo perché progetto. uno l'abbiamo già prodotto un annetto e mezzo fa, giusto? 2 anni fa. 2 anni fa. 2 anni fa, prima prima della prima della pandemia, Quindi siamo questo è il riusciti a produrne secondo. un altro. E niente, seguendo sempre le nostre politiche di tipo economico e artistico, siamo riusciti a raggranellare un po' di soldi per produrne un altro, perché in realtà l'unico ostacolo che abbiamo noi è, a parte la tecnica, che Certo. insomma è quella che la dobbiamo assecondare, e quello di tipo economico, le autoproduzioni sono soggette a questo genere di cose. E comunque siamo riusciti a raggranellare un po' di denaro e idee ne avevamo per fortuna bizzeffe, addirittura veramente erano ridondanti le idee, quindi siamo stati costretti anche a mettere da parte un Certo. po' di cose, perché Certo. di concorso tutti assieme siamo riusciti a tirar su tipo 17-18 brani, confermato? Sì, 18, di cui 18. 13 sono presenti nel CD, in questo CD. E gli altri li abbiamo 5 tenuti da sono parte. buoni, cioè sono pronti per il prossimo. Qualcuna di queste già abbiamo avuto l'anteprima a Disco Notte, Sì, vero? sì, Giampaolo? sono quasi tutte, Esatto. Quasi tutte, ecco. Giampaolo, tu sei il bassista Sì. del gruppo, ecco. Che emozione dà essere il bassista del gruppo? Vabbè, l'emozione più che altro è il fatto di poter fare qualcosa che ti piace in sinergia con altre persone, quindi è comunque una Tu cosa fai parte bellissima. del corpo ritmico del gruppo, quindi certo. basso per me è una cosa molto importante Certo. nella musica. Penso un po' in tutti i gruppi, a parte Sì. che dicono che i bassisti spesso sono un po' quelli che riescono a tenere un po' tutti un po' più uniti, È no? vero, è vero. Tu immaginati che io quando sono in macchina e ci sono dei periodi che devo togliere il sub per non... adesso me lo rubano, sentendo. Dico, quando devo togliere il sub perché devo prendere... nel cofano devo avere delle Sì. cose, io non gusto la musica, quindi non sento più quella corposità che ti dà il cazzotto della cassa della batteria o del basso. Ma infatti è un problema anche in sala prove, perché spesso magari non mi sento, anche loro sentono poco, allora devo dare un po' di più, però anche per non disturbare troppo il vicinato dobbiamo un Certo, po' contenerci. certamente. Ecco, io vorrei chiedere anche a Lino, Lino, ma come ti sei trovato un'esperienza qua all'RCM per Disco Notte, quando sei venuto? Beh, diciamo che si cresce, aiuta molto nella crescita in ogni caso. È stato un po' un primo impatto un po' così perché Sì, si suonava in poi io cuffia, non quindi... ho mai suonato davanti ad altri, abbiamo suonato un paio di volte per beneficenza, ma e niente, aiuta, sì. Aiuta. Però in ogni caso pensavo di avere più problemi, invece siete andati è lisci andata come liscia, l'olio sì. e siete piaciuti tanto perché io poi quando faccio gli esempi, se vuoi partecipare a Disco Notte, mando anche spesso le puntate che ho registrato, Certo. no? Dico, guarda, mando il link e dico guarda, ascoltati Mostrosonic, ascoltati quest'altro gruppo e voi siete piaciuti tantissimo, veramente, avete preso, oltre che aver preso un sacco di visualizzazioni, siete piaciuti tantissimo. Paolo, tu consiglieresti questo
questa trasmissione, diciamo, a chi vorrebbe partecipare. Io adesso vi uso come cavie anche come testimonial, ecco. Certo. Consideresti questo modo di esibizione, perché è nuovo, cioè non siamo sul palco, chiaramente è un'alternativa, ma è un modo di comunicare anche col pubblico diversamente, ecco. Assolutamente, anche perché io lo consiglierei a tutti quanti, anche perché è un'opportunità effettiva anche per potersi esibire, per poter, anche come diceva il mio amico Lino, per poter crescere, e poi, visto che i social sono ormai usati da tutti quanti, è la cosa migliore. Poi hai avuto l'idea che hai avuto, ma per quanto io ne sappia è quasi unica come idea, ed è perfetta. Ti ringrazio, Paolo. Ecco, io vorrei che, signori, sostenessimo la musica, e chi ci guarda da casa, noi dobbiamo sostenere gli artisti, la musica, perché costruire, fabbricare, oltre che il sacrificio intellettuale e artistico, ma c'è anche un dispendio di energie e di denaro, ecco. Quindi loro non sono venuti qua per farsi pubblicità, li ho invitati io, ma io veramente vi dico, acquistate il CD dei Mostro Sonic. Dove lo possono trovare, Felice? Ecco, fammi una panoramica. In realtà non l'abbiamo distribuito, perché se avessimo potuto distribuirlo vuol dire che avremmo potuto produrlo anche, in modo che quindi voleva dire che avevamo soldi, e quindi era, ecco, però per esempio questo è un canale dove uno può dire voglio acquistare il vostro CD. Sì, noi in realtà abbiamo comunque degli account social, abbiamo un account Facebook e Instagram dei Mostro Sonic. Cercate Mostro Sonic su Facebook, oppure su Instagram, e noi, cioè, ci date un messaggio in diretta, un direct message, quindi potete contattarci, e possiamo spedire il supporto fisico, spedire, consegnare brevemente. Stiamo anche valutando l'idea comunque di iscriverci a Bandcamp o qualche altra piattaforma, certo. dove si può fare merchandising, chiaro, e quindi mettere i brani, anche perché così va in onda un su prezzo, Spotify, un prezzo chiaramente molto economico, però giusto certo. così per vedere un pochino come va, se qualcuno comunque si Chiaro, interessa, su Bandcamp se ci mettono qualche recensione, insomma, anche quello ci sarebbe aiuta piacere, molto. Sia positive che negative. Anche Noi perché Il mercato è veramente globale, perché appunto lì sei in queste piattaforme, tutto il mondo ci può accedere. Anche perché avete un sound veramente buono, quindi non siete un gruppettino così che sta nascendo oggi e deve maturare. Voi siete già maturi come sound fare... Sicuramente sì, chiaramente non siamo, l'abbiamo detto anche quando abbiamo suonato qua, non siamo dei professionisti, certo. però lo facciamo per passione, ci mettiamo tutta la passione che abbiamo. E si sente la vostra passione, perché poi quando nascono progetti di questo tipo si sente che veramente la vostra passione è grande. Ecco, io vorrei darvi il microfono libero, se qualcuno di voi vuole salutare oppure vuole semplicemente incentivare qualcuno all'arte con la musica, avete il microfono libero. Ecco, questo Open mic. Sì, io ne approfitto innanzitutto per ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato, ha collaborato a realizzare, a produrre il disco, perché sembra che l'abbiamo fatto noi, perché l'abbiamo fatto noi in realtà, trascinati dalla pura passione. Il denaro è solo un mezzo, però probabilmente dove manca la tecnica, le capacità tecniche, supplisce la passione, l'amore per le cose che facciamo. Però non l'abbiamo fatto da soli, perché ci sono un sacco di persone che hanno collaborato non soltanto fattivamente a magari fare la copertina, impaginare eccetera, ma proprio a supportare i nostri intendimenti, quindi chiaramente in primis le nostre famiglie, ma anche la marea di amici che abbiamo, che ci stimano e che ci invogliano a fare le cose, ci motivano, perché spesso tu fai le cose, poi lo fai ascoltare, uno l'ascolta, ti fa così, invece noi abbiamo un sacco di feedback positivi, e alla fine non sono soltanto, credo, per piaggeria che ci dicono sì, sei bravo dopo, no, e poi comunque ci hanno aiutato un sacco di persone. La copertina l'ha fatta un pittore che si chiama Giuseppe Salis, e gliel'abbiamo rubata perché è piaciuta a Pasquale moltissimo. Questo quadretto l'aveva portato Felice in una sala prove dove eravamo soliti ritrovarci, appunto,
e l'avevamo appeso lì un po' per, com'è che dici tu, anacoizzare, anecoicizzare. È un neologismo, l'ho inventato. No, neologismo, a posto. E poi ci siamo riportata nuovamente nella salita dove stiamo suonando adesso, e Pasquale un giorno ha detto: ma sai che è bellino, ce lo vedo bene nella copertina del prossimo, ed è veramente un bel... e alla fine abbiamo detto, anche noi abbiamo dato il nostro diciamo parere positivo, e alla fine però alla fine è un po' come quindi... tutte le nostre realizzazioni sono spesso dettate dai colpi d'istinto, no? Ma quello è esatto. Ma facciamo questa canzone così, meno male, come dicevi giustamente tu, ci abbiamo sempre la guida spirituale tecnica che è Giampaolo, perché noi scantoniamo perché siamo molto naif tutti quanti, gli altri no, e se facessimo così Giampaolo non si può fare, e allora insomma diciamo che l'eminenza sì, chiaramente lui è... Ecco, dove l'avete inciso questo... Beh, come l'altro l'abbiamo registrato da Giovanni Mancosu al Foggi Studio, che salutiamo. Ciao Giovanni. Grazie a Giovanni per tutto quello che fai per noi. Che fa molto. Bene. E poi ce l'ha stampato Amedeo e la Black Tooth Collective, insomma. Benissimo. Ecco, l'RCM è un canale dove è bello che i gruppi non solo vengano a fare disco note, ma quando avete fatto un disco venite e lo recensiamo, lo esponiamo, ecco, perché l'intento del mio canale è quello di dare sempre una vetrina. Ecco, ma io ricordo che quando siete venuti a fare il disco note abbiamo parlato anche di un'associazione molto importante, Giampaolo. Sì, vuoi ricordarci un attimino? No, perché noi facciamo parte di una sorta di collettivo, chiamiamolo così, siamo tutti amici, colleghi, suoniamo, che suonano. E niente, abbiamo tirato su questo collettivo che si chiama I Guerrieri di OP, che sta per i guerrieri dell'ospedale pediatrico, che in realtà sono i bambini che purtroppo sono ricoverati a microcitemico, e noi abbiamo dato un piccolo contributo con una serata e con una raccolta fondi per poter acquistare qualcosa che poteva tornare utile, o creare qualche progetto che poteva tornare utile sia ai bambini o ai genitori. Infatti hanno creato, mi sa, l'agenda del paziente, se non ricordo male. Sì, l'ultima. Una bella realizzazione. E niente, noi abbiamo contribuito, abbiamo dato un piccolo contributo per... Amici del canale RCM, I Guerrieri di OP è un'associazione molto importante, cerchiamola su Google, seguiamola, aiutiamola e sosteniamola, perché questi signori sono impegnati anche nel sociale, perché fa bene al cuore poter aiutare il nostro prossimo, ecco, io la penso così. Bene, io dico che siamo quasi giunti al termine di questa chiacchierata artistica. Okay. Io veramente vi ringrazio per il vostro tempo che mi avete dedicato, che siete rivenuti qui, è molto importante perché avete da fare tantissimo, siete impegnatissimi e quindi il vostro tempo è prezioso, e quando me lo dedicate io non posso che ringraziarvi. Vi ringrazio del CD, che ricordo ancora di acquistarlo. Amici del canale RCM, acquistiamo il CD dei Mostrosonic, A Gift for you, io non lo so pronunciare bene, oppure ascoltatelo quando lo possiamo dire, un regalo per te, va bene anche per Natale adesso, esatto, abbiamo anche, quindi prego. Abbiamo anche un canale su YouTube, anche un canale su YouTube, e lì mettiamo, anche lì postiamo in anteprima o anche dopo l'inciso qualche anche dopo. Anche dopo, sì. Certo Paolo, quindi Paolo ci ha ricordato anche di guardare il canale di Mostrosonic su YouTube, in modo che guardate un pochettino la loro discografia, il loro sound, e vi salutiamo con un caloroso ciao e anche arrivederci, perché non è detto che magari più in là un'altra trasmissione con il Mostrosonic sarebbe molto interessante. Noi stiamo sempre lavorando, quindi... Perfetto, da Pasquale, da Lino, da Paolo e da Giampaolo e da Maurizio è tutto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.